Sì, sì. Eccellenza, eccellenza, burro freschissimo ci procurai, normanno. Zitto, deficiente, mo tu state, non lo vedi che c'è la mamma, cretino? Scemonito, imbecille, non la potevi mettere all'ombra. Cretino, scimmione nella giungla ti si porta in mezzo ai ciccopitechi. I just don't know why you put me down. You put me down just because I'm beautiful and brown. Yes, I'd like to know why you're so mean. Why you're so mean when you said that I look like a bean. Mama, please come and help me. Mama, don't let me down. Please remember all the things that I've done to make you always happy. Oh, so happy, Mama. I just don't know why you put me down. You put me down just because I'm beautiful and brown. Yes, I'd like to know why you're so mean. Why you're so mean when you said that I look like a bean. Mama, please come and help me. Mama, don't let me down. Please remember the things that I've done to make you always happy. Oh, so happy, Mama. Signorina, buongiorno. Buongiorno, dottore. Ah, mamma? Ha telefonato la mamma? No, dottore. Novità? Dottore, per quella fornitura col gruppo milanese, com'è che ci dobbiamo comportare? Fornitura? E riforniamo. Scusi, ma che cosa produciamo? Latte. Latte? Latte? E che facciamo? Allattiamo? A proposito, senta, signorina, dovrebbe arrivare una straniera che dovrebbe rifornirci. Di latte? No, di burro. Allora devo aprire una pratica per il burro. Ecco, sta arrivando. Il burro? Il latte! Latte esotico! Ci viene un burro con questo po' di latteria. Dottore, scusi, ma è il latte o il burro? Tutte e due. Ma signorina, ma lei ancora qua è? Se ne va, lei La esca. pratica, dottore. Ecco, brava, vado a fare pratica, non ci sono per nessuno. Come sto? Sto bene? Ah, già non c'è lo specchio, che scemonito che sono. Calmati, Mimì, non ti devi agitare, vedrai, andrà tutto bene, tutto benissimo. Mamma, come sono emozionato, come mi batte forte il cuore. Non ci sono più con la testa. Non ci sono, no, ci sono! Ciao, Topolino. Ciao, Topona! Cos'è, Topona? Niente, cosa nostra è. Sorgono così le tue dive. Sembra dall'equo talamo all'amica risanata Ugo Foscolo. Piacere, Venera. Ma cosa hai capito? Citavo il poeta, il sommovate. Vabbè, sorvoliamo, la cultura in fondo non è tutto. Hai altre doti tu. Tu sei bucolica come la cavallina storna. Bella! Mi piace, hai cosce lunghe da puro sangue. Sembrano due bistecche di cavallo. Mi ecciti tutto, senti. Tu mi fai vedere le gambe, io ti faccio vedere il mio torace e i miei muscoli. Dai, facciamo l'amore. Puledrotto mia, qui sulla mangiatoia, sì. Così mi piace, selvaggina, fiera da fiera. Sono una belva, una forza scatenata della natura. Sono un terremoto, un uragano, mi piace. Quando mi piace, mamma mia. Mamma, perdono. Signorina, è una busta commerciale, questa è per lei.
Scusi, all'interno troverà la sua percella come è convenuto, la troverà dentro. Niente fare. Io niente Ma fare. pagare uguale. Sì, uguale, fuori, Allora fuori, io fuori, fuori, torno. via! Comanda, signora? Gelato, bene. Lei? Anche per me. Loro cosa desiderano? Un posto dell'ecco per me, molto piace. Io un verdello con cioccolato. Un tonnerello, guardate che sta arrivando il Benny in persona. È sempre bello, affascinante. Ma è vero quello che si dice? Ma che sa, c'è voce di popolo, Mamma mia, caccia anche tu! Ma figura, da questa ora mi avrà già riempito il carriere! Ma è vero che vai a caccia con lo schioppo scarico? Ma no, lo schioppo non ce l'ha proprio! Non esageriamo, lo schioppo ce l'ha, ma non funziona! E a chi telefona? All'amiere! E perché? Per farti dare una canna delle sciarpe, no? Pronto? Ciao, mi sono deciso. Va bene, ci vado. Ma tu che dici? Per le mie esigenze la trovi veramente una cosa valida, no? Sì, l'indirizzo ce l'ho, grazie. Ciao. L'ecstasy, l'angoscia liberante, scomparirà con un colpo di rastrello. Vai! Guardati allo specchio, rinuncia al tuo ego e vedrai la tua faccia originaria. Guardati, tu non sei più tu, sei un altro, sei una testimone silente di tutti i tuoi sogni e i sogni di giorno cancellano i sogni della notte. I poveri soffrono, i ricchi hanno paura, tutti aspettiamo uscita di tunnel. Ora me ne vado. Nein! È inutile che tu spinge, è inutile che tu cerca via di ritorno. Scanciati di meccanismo per diventare una non persona. Va bene, va bene. Non perdere questa occasione, puoi tornare indietro. Stia tranquilla, va bene. Ma ricordalo, non ingannarci, ti sentiresti un traditore, un vigliacco, un verme. Vuoi tu essere traditore, vigliacco, un verme? Lasci pure il suo fardello. Qui si sentirà leggero e volerà sempre più in alto. E dall'alto tutto diventa piccolo, piccolo e insignificante. Benvenuto fra noi. La stavamo aspettando. Sono qui per lei, a sua disposizione. Mi scusi, ma ci deve essere un errore, io... Sì, sono una donna, ma se non le sono gradita, chiamo il dottor Mebus. No, lei va benissimo. Ecco, quello che io volevo dire, insomma... Vorrei andare via. Lei vuole andarsene perché i suoi problemi sono di origine sessuale e si vergogna a parlarne ad una donna. Esatto. Ciò significa ancora una volta che bisogna scavare nel tunnel e nelle gallerie dell'inconscio. E che il rastrello non serve assolutamente a niente. Lei è d'accordo? Dal tunnel delle gallerie? D'accordo. Ecco, noi scopriamo così il significato dei vari Tristano e Isotta, dei Romeo e Giulietta, dei Don Giovanni che cercano disperatamente la donna. Questi personaggi credono di amare l'altro, mentre in realtà cercano se stessi nell'altro per tentare di completarsi divenendo uomo e donna ad un tempo. Ma al contrario di un maschio, una donna riesce a vedere meglio il problema, poiché lo vede dai due punti di vista. Esatto? Dai due punti di vista. Esatto! Io posso aiutarla. Ma se preferisce il cilicio del dottor Mebius... No. Mi dica tutto quello che devo fare. Io di lei mi fido. Si metta comodo e si distenda. Mi stendo. Scusi, dove mi stendo? È il fondo del pozzo che conta, non l'acqua che scorre in superficie. Certo, nel fondo del pozzo, esatto. Ora si rilassi, si lasci andare, no? Non guardi me, prego. Va bene, sì, va bene. Ma non si può rimandare. Lei deve convincersi che i problemi di natura nevrotica non sono una malattia della mente. La nevrosi è solo un male come tutti gli altri e subisce le stesse leggi di una qualsiasi malattia. Giusto, ma vorrei andare via. Stia giù. Le ho già detto di stare calmo e rilassato. Cominci a parlarmi di lei e vedrà che l'acqua del pozzo la riporterà in superficie naturalmente. Lei dice? Sì, ma io ho già detto, ora è lei che deve dire. A volte mi sento come uno scorpione che si morde la coda, ripiegato su se stesso. È come se avesse addosso un mantello di paura. Bene, le parlerò della mia famiglia. Siamo nobili, di discendenza normanna, da secoli. Mio padre è il duca di Trinacria. William, mio nipote. Ora mi spiego. William
non è quello che solitamente c'è un delizioso frugoletto. Anzi, lui, invece di passare il tempo con i giocattoli come tutti i bambini di questo mondo, si diverte a rompere continuamente le cosiddette palle al prossimo, degno erede del suo avo il duca di Trinacria, mio padre, disgraziatamente. Nonno, fermati, te ne vai sempre per conto tuo, a me non mi parti mai con te. Lasciami andare. Ma che cosa? Lasciami. Ma che dici? Ma dove vuole andare? Ma non lo vede che ci sono le macchine? Ma è che si può lavorare così? E che modo da lavorare che ma per davvero lo stiamo dicendo? No, assolutamente no, me te metto io, sì, me te metto! Signorino, dove sta andando? Attento che può cascare, signorino! Opla! Incoronata! Eccellenza, lei qua! E che ci è venuto a fare? Incoronata! Per te sfiderò la morte! Sarò un novello d'Artagnan! In guardia, sgherri di Richelieu! Vi infilzerò tutti come tordi allo spiedo! Viva i moschettieri! Farà questa, il marrano! Eccellenza lo sa che mi fa tanto ridere quando fa così! E anche tu sei sistemato! Ed ora tocca a te! Non avrai scampo! Ciccade! Vai! Ciccade! Saldatore! E là! Il conto è chiuso! Voilà! No! Fermati, incoronata! Non voglio. È per te che ho pugnato e vinto e tu sei il mio premio! Signor Duca, che vuole fare? Fermati, non mi sfuggire! Il profumo della tua pelle mi fa impazzire! È simile all'odore oleoso delle magnolie! E sotto c'è anche un profumo di menta! Misto ai fiori gialli della gaggia a forma di polline vellutato e a quello inebriante del mirto che nasce olezza misto all'odore delle zagare. Il tuo odore selvaggio mi piace. Come parla bene So vostra? fare altre cose. Vero, dici? Lo giuro. Eccellenza, Chiamami William. signor William. William? William. Sì. 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 Nonno cattivo, nonno cialità. No, fermo William, no! Non sparare! Non sparare! No, non lo fare, William! Non lo fare! Non lo fare! Ma hai abbandonato per giocare con quella culona. Aspetta, ragioniamo. Adesso non lo sai che cosa fa? Ti fa vedere uno spettacolo. Sì, un bel balletto. Lo sai che sono da te. Vecchio Fred era un bravo ballerino, sai, faceva sempre delle belle cadute. Ma poi si rialzava e faceva opla e tante altre belle cose. Non ti piace il balletto? Opla! Ti faccio un film di gangster con i micia. Ecco arriva la polizia. Bisogna scappare. No, non scappiamo. Che facciamo? Non lo so. Dimmelo tu. Non sparare. Non sparare. No. Magia! Questi sono i due William della mia vita, nonno e nipote. Due cicloni, sono le due croci del nostro stemma di famiglia. Questo è il tunnel in cui vivo la mia Per tragica... me il suo problema vero è la mamma. Mamma, sono qua! Scusi, ma lei come fa a sapere della mia mamma? Ma lei non è il solo. Vivere circondato dal continuo affetto, dalla prorompente cascata di premure che scaturisce dalla inesauribile fonte di tenerezza che è la mano di una mamma. Perché la mamma è tutto ciò che avvolge. Protegge, ama, che è pura e senza peccato, che annuncia dolcemente il sorgere di un nuovo giorno con la dolce melodia della sua voce. William, sveglia tesoro, è pronto il clisterino. Se non lo fai ti mando a scuola. Su che è bello e caldo. Maddalena, tesoro, svegliati. Come puoi stare ancora a letto? È tardi, devi fare pedicure, manicure, depilazione. Non hai dimenticato niente? Chi dormi non piglia pesci. Ho bisogno d'aiuto, devi capirmi. Oh, povera me, che vita di sacrificio quella di una padrona di casa. Devo fare tutto io, da sola. Nessuno che mi dia una mano. Disgrazia dopo disgrazia. Arriviamo alla terza. Maddalena, mia sorella. Una specie di mandate religiosa che si sucò il povero disgraziato marito dopo appena un anno di matrimonio. Mi spiego meglio, insomma, lo portò alla morte con la sua insaziabile femminilità concupiscente. Ecco, stiamo avvicinandoci alla sorgente del fiume. Cogliamo insieme questo momento. Non si ritragga adesso. Siamo quasi in sintonia. Vada avanti. Io al mattino dormo un po' di più perché la notte mi sveglio continuamente per via degli incubi. Mia madre intanto continua la sua solenne processione mattutina e naturalmente trova sempre una buona parola per tutti. Porco! Porcellino da latte e rosto? No, proprio porco. Dai, Cosinel, dai! Mio padre invece si resta all'alba e riesce ad abbinare il nudismo, i cavalli e la letteratura francese. Mais oui, madame. A proposito di porcherie, dobbiamo chiamare una ditta specializzata per le pulizie generali.
Mi raccomando, Nuzza, Sì, signora. ricordamelo. Sì, signora. E poi dobbiamo assumere altri 2 camerieri. Signora. E poi ordiniamo i gelati. Ma non dove li abbiamo presi l'ultima volta. Sì, Ma signora. quel gelataio vicino alla chiesa. Sì. Mi piace come fa il pistacchio. Sì, signora. Avanti, seguitemi, svelte, ci vuole dinamismo, energia. Bello di mamma, come dorme bene, accucciato. Sembra un cucciolo di Bertuccia. Fermati, Nuzza! Non aprire le tende. Gli potrebbero tornare gli incubi anche di giorno.